perché avevo letto che oggi è la giornata più triste dell'anno. C'è un giorno che è definito il più triste dell'anno. Non ricordo più se è il 20 di gennaio o il 20 di febbraio. C'erano anche delle motivazioni perché non c'è nulla, ma, l'ho letto, ma non l'ho più riscontrato, quindi, noi facciamo finta che sia quello che è, cioè un primo giorno di piovoso, mese del calendario, repubblicano, per tutti un lunedì, lunis, 20 di gennaio, anno domini 2025 o 2025, che dir si preferisca. Vediamo se riusciamo anche niente, gli applausi si sono spenti, sono cose da pazzi. Niente applausi. E allora andiamo avanti lo stesso. Con la scaletta dopo i convenevoli formulaici, la scaletta. Quindi i convenevoli formulaici terminiamoli. Qui c'è Francesco il Grande sulla tolda di comando in regia tecnica. Entrambi siamo sospesi a 138,5 metri sopra il livello del mare. La commissione interna parla di 24,5 centigradi sopra lo zero interni, 8 invece esterni, 86% l'umidità, la pressione si attesta al 1023,3 millibar. L'abbraccio forte, 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 forte come sempre alla signora Camilla, Clotilde, Carmela e Adrianangela. Camilla è l'ultima arrivata. Poi naturalmente vi ricordo, loro ci seguono anche dal 252, il canale televisivo terrestre, digitale televisivo terrestre, perché questa è anche una radiovisione, quindi chi si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 anni. Meditate gente, meditate. Poi c'è la Radio DAB, che non ve l'abbia detto. C'è naturalmente il profilo Facebook, con la bussola per orientarvi attraverso le nostre trasmissioni. Io ogni notte che Dio manda in terra pubblico la sinossi delle mie interviste, quindi questo è per le donne e per gli uomini di buona volontà. Se volete il materiale è a gratis, è un applauso alla parola gratis. La Radio DAB, Alexa accendo Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti. E poi ancora il Twitch, il sito di ultima generazione, e poi l'applicazione per seguirci ovunque voi siate con i vostri cellulari iOS e Android. I temi delle nostre interviste. Allora, un quadro sull'economia. Lo facciamo con il responsabile delle pagine economiche di QN, Andrea Roppa. Ci sono dati che sono anche controversi. Quello ovviamente sull'occupazione è strepitoso, però c'è una contrazione del fatturato, mhmm, della produzione industriale, cioè del fatturato, meno 3,4%, meno 5,1 l'industria, meno 3,7 i servizi. L'inflazione, piccolo ritorno di fiamma, ma tiene, è la più, diciamo, la più domata, la più sotto controllo dell'area euro. Però dopo ci sono anche il commercio, c'è un calo delle vendite nonostante il Black Friday. Poi Confesercenti registra un sensibile stallo della spesa delle famiglie, anche se l'attesa del 2025 è una risalita di redditi e consumi. Perché? Perché l'occupazione vede anche visto aumentare anche le assunzioni a tempo indeterminato, che naturalmente è una situazione che dà più garanzie e sicurezza. Poi abbiamo anche, e quindi più possibilità di spesa. C'è il tasso OIS, Overnight Index Swaps, un tasso fisso prefissato contro il tasso medio ponderato. In Italia ha ridotto il differenziale con il rendimento dei titoli di Stato di 9 punti base, mentre pensate in Portogallo e in Spagna ha aumentato. Quindi anche questo sarebbe un segno positivo. E poi questo è un po' la situazione
attraverso la quale muoversi, spostarsi per capire, anche siamo all'inizio dell'anno, capire anche un po', dove stiamo andando. E poi, è pace vera? È pace vera oppure è incerta, labile e faticosa? Certo, certo, ho visto, stamattina preparando un po' finendo di preparare il materiale, le foto degli ostaggi liberati, i primi ostaggi liberati dal 7 ottobre, e sono immagini che naturalmente confortano, sono immagini che davvero, insomma, anche il sottoscritto, per quanto, come dire, un po' così con magari burbero, ecco, in realtà, vedere queste erano ragazze, mi è sembrato, ehm, non ho mai mi sono sempre rifiutato di pensare, cosa possono aver provato le persone ostaggio di queste belve, e quindi proprio non ho avuto mai il coraggio di soffermarmici, perché, è troppo immenso lo spavento, la paura, l'orrore, il buio. È davvero l'abisso che se ti sporgi a guardarlo, poi lui guarda dentro di te, l'abisso nicciano di Nietzsche. E quindi questo bene, però più che bene, benissimo. Naturalmente però, gli accordi si prestano francamente a suscitare dei timori, dei dubbi. Ne parleremo con Francesca Musacchio, perché intanto, 50, praticamente il rapporto di 1 a 50, un ostaggio per 50 terroristi, che non è insomma, una situazione che possa lasciare serena Israele. Poi nel caso del prigioniero israeliano sia un militare, altrimenti 30 se è civile. Poi abbiamo, il fatto che storicamente Hamas in particolare, disattende gli accordi, c'è questa, recidiva da parte dei palestinesi. E poi, i tempi, no, cioè, 33 ostaggi negli iniziali 42 giorni, vuol dire aumentare la possibilità che qualcuno trasgredisca questi patti. Quindi non, diciamo, come possiamo dire, dalle mie parti si dice: "Piuttosto di nulla meglio il piuttosto", okay, d'accordo, però dobbiamo anche capire quello che può succedere se è l'inizio, se è un'alba grigia, ma un'alba di un nuovo giorno, o se è invece una fata morgana, un'illusione. Con Francesca Musacchio alle 14:35. Questo è quindi il, quadro del che giorno è. E andiamo invece poi a vedere insieme i, genetriaci, ricorrenze, commemorazioni e musica per voi. Abbiamo tra l'altro oggi, io direi alle 13, di mettere doverosamente, avevo già pensato di metterlo, poi diventa quasi obbligatorio, David Lynch, il Queen. Saluto Francesco il Grande che lascia il posto a Lorenzo il Magnifico. Allora, Lorenzo, alle 13 mettiamo Twin Peaks, la colonna sonora di Twin Peaks, era già prevista, e che diventa purtroppo un omaggio per la scomparsa di un grandissimo, regista come David Lynch. Mi ricordo Elephant Man, ehm, sapete, ve l'ho già detto altre volte, quando si è giovani, insomma, si ha il testosterone, si vuole essere maci, però quando ho visto, per fortuna l'ho visto in videocassetta, Elephant Man, mi son messo a piangere. Era, mhmm, fine anni '80, perché mi aveva commosso, ma poi c'è Il Cuore selvaggio, poi insomma, oltre a Twin Peaks ha avuto 4 nomination. Per esempio, bellissimo secondo me anche Una storia vera,
non li ho neanche visti tutti, a dir la verità. Ne ho visti molti, ma non tutti. Una storia vera da proprio un saggio. Lui che così visionario era, così visionario, creava queste suggestioni pazzesche, no, basti pensare a Twin Peaks. Una storia vera invece è un film molto lineare, molto, quasi didascalico, ma intenso. Allora, abbiamo ecco, questo mi aveva sempre colpito perché, per lui era uno dei maestri massimi, Federico Fellini. Federico Fellini e David Lynch sono nati lo stesso giorno, con qualche anno di differenza naturalmente. Fellini 1920, David Lynch oggi avrebbe compiuto 79 anni. Fellini invece ci ha lasciato nel 93 a 73 anni. E poi abbiamo un un astronauta, Edwin Buzz Aldrin, che, era lui che ha coniato, mi sembra, il termine magnifica desolazione per parlare della Luna, per descrivere lo sbarco, l'allunaggio, anche se il primo fu, Armstrong, il primo astronauta, quello che disse: "Un piccolo passo per l'uomo, grande per l'umanità", fu Armstrong. C'è una leggenda metropolitana che dice, che avrebbe detto secondo la quale avrebbe detto anche: "Buona fortuna a Mister Gorsky". Questa è una leggenda metropolitana che è stata anche smentita, ma gira online ed è abbastanza simpatica perché, Armstrong sarebbe successo, questo lo dice la leggenda, quando era ragazzino giocava, in cortile a baseball e ha lanciato la palla sul cortile della casa di fronte. Allora è andato a recuperarla e ha sentito i la coppia che abitava questa casa che litigava e la moglie, Lorenzo tappati le orecchie perché adesso devo dire una parolaccia, avrebbe gridato al signor Gorsky: "Ti farò un pompino quando quel bambino là fuori andrà sulla luna". Ti farò un coito orale, una fellatio, ti praticherò, beh, lunedì non si comincia le parolacce. "Ti praticherò una fellatio quando quel bambino arriverà sulla luna, sbarcherà sulla luna". Buona fortuna mister Gotsky. Questo però è una leggenda molto divertente a dir la verità. E è un giorno, fatto sembra quasi per i registi cinematografici, ha deluso secondo me, perché aveva avuto un inizio più folgorante. Sto parlando di Johnny Amelio, Ladro di bambini. Era quasi una specie di non dico neorealismo, comunque faceva parte del rinascimento del cinema italiano fine anni '80, primi anni '90 e poi invece, secondo me non ha mantenuto le attese. Questo comunque, oggi è il suo genetriaco, 80 anni giusti, tondi. Poi abbiamo la cantante francese Yvette Guilbert, Lead Billy, Blues Howdy Ledbetter, Lead Billy. Quindi questo farà parte anche delle pause, delle suggerimenti musicali che vi daremo nel corso di questa trasmissione. E poi abbiamo, Valdo Spini, 3 volte ministro, socialista. Valdo Spini che abbiamo anche avuto occasione di intervistare sia per la Padania, per Radio Padania, ma anche per Radio Libertà, sulla riforma, costituzionale, se non ricordo male. Sta sicuramente antipatico a molti, per me è un genio, disegna davvero come un dio, è il depositario dell'eredità che vuole il disegno italiano in cima. Riccardo, Mannelli, il pistoiese Riccardo Mannelli che, ogni giorno, ci regala delle, vignette, ehm, notevolissime sul Fatto Quotidiano. Qualche estate fa
si scatenò un inferno, visto che di nuovo il sessismo, perché la, la ex ministra delle riforme aveva messo lo stato delle cosce, la bellissima. Tra l'altro lei è di dunque, lui di Pistoia e lei, se non ricordo male, deve essere di Montecatini, che è Arezzo, lei è aretina, quindi una, eh, come dire, una disfida eh, tra toscanacci, maledetti toscani. Allora, sapete che come si chiamava la bellissima ministra con Renzi, che era ministra delle riforme? Ho un'amnesia, un buco. Quella bellissima, quella signora, no, è ancora una giovane, eh, la Maria Elena Boschi. Ecco, allora Maria Elena Boschi aveva partecipato, era l'estate in cui si andava incontro al referendum per la riforma costituzionale, aveva partecipato a un incontro con un abitino leggero, un po', diciamo, un po' scosciata. E lui la disegnò tale quale, scrivendo lo stato delle cosce. Ah, apriti cielo. Tanto lui non ha, cioè, accuse di volgarità. Tra l'altro lui l'ha disegnata perché ha il dono di disegnare davvero come un grande maestro toscano, veramente il sangue di, io non credo a quelle cose lì, ma c'è veramente da pensare il sangue di Michelangelo, di Leonardo gli scorre nelle vene e l'ha disegnata tale quale, cioè un disegno fortemente realistico, però aveva fatto la battuta lo stato delle cosce e si aprì veramente, si rovesciò l'inferno. Tra l'altro io mi ricordo benissimo che una senatrice del PD di sinistra, che però era antipatizzante Renzi, disse sì, ma se una si mette così e accavalla le gambe in quel modo se le va anche, insomma, non si può dire che non si sia prestata in quindi una affermazione molto sessista da parte di una senatrice del PD. Credo su Repubblica addirittura avesse rilasciato questo intervento, questa senatrice di cui non ricordo il nome. E questo è il fatto che Mannelli, se andate a vedere la sua opera anche al di là delle vignette, è un gigante assoluto. Vi ricordo anche, mi sono dimenticato, 02 92 94 7222, il numero di telefono per intervenire in diretta, mentre per il WhatsApp 340 670 9659. Ore 13, intervallo con Twin Peaks. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Eccoci qua. Sempre Radio Libertà in simultanea con noi quando sono scoccate le 13.03. C'è anche Donna Sveva e Lorenzo il Magnifico, quindi siamo in grande compagnia. Ero fermo a Riccardo Mannelli perché stavo appunto leggendo i genetriaci. Poi c'è Paul Stanley, i Kiss, il gruppo, sono ancora attivi, ho visto, sempre il gruppo quello tutti pitturati di bianco e nero. E poi un calciatore, mi sembra sia stato anche con il Napoli e la Roma, ma è legato, lui Furlan, è legato all'Udinese, se non sbaglio, Miano e Gerolin segnarono nel secondo tempo di un Udinese-Napoli, credo dell'81. L'Udinese, sì, dunque, l'Udinese è arrivata in Serie A nell'80, 80-81, sì, 80-81. Segnò, segnarono alla fine proprio alla fine del campionato, perché all'epoca giocavano tutti alla stessa ora, quindi credo 15, 30, 16, perché era maggio, chiaramente, però un giorno piovoso. E mi ricordo che lui e Gerolin segnarono i gol che rovesciarono la partita contro il Napoli che in quell'anno era piuttosto fortino, insomma, non come adesso, ma era forte, una squadra da primi posti in classifica. Rovesciarono una partita leggendaria e si salvarono veramente, salvarono l'Udinese alla fine. Gerolin che era uno dei due stranieri perché era della provincia di Venezia, Miano invece era friulano. Quasi tutta quella squadra aveva componenti che erano della regione, insomma, aveva anche queste caratteristiche. E poi abbiamo un giornalista che comincia proprio con lo sport, anche un'ottima penna, se posso dirlo, sul Guarin Sportivo, e poi passò in Rai proprio per la redazione di Bologna, e negli anni in cui imperversava la banda della Uno Bianca. Adesso mi sembra sia inviato in Inghilterra, Stefano Tura. E poi un motociclista, un centauro, ormai sono 13 anni che è scomparso, stava diventando un po' un nuovo mito dopo Valentino Rossi, di cui lui era amico e allievo, il Sikh, il riminese Marco Simoncelli. Tra l'altro è stato proprio ritirato il numero 58 con il quale lui correva, e quindi un grandissimo pilota e grandissimo personaggio, eh, che anche se ci ha lasciato, vedo che ci sono film, documentari, ci sono, quelle poche volte che mi capita adesso di guardare questi noiosissimi Gran Premi, ci sono comunque foto, immagini sue. Allora, qui abbiamo i primi messaggi. eh, mm, Stefano Brembo mi dice cosa penso di questo sabato e domenica pieno di risse, ragazzi che muoiono in macchina ancora. E Stefano che saluta sempre, grazie, e ringrazia la signora Lisetta. Vi ricordo numeri, linee telefoniche sempre aperte, 0292 94 7222. Stefano, sai cosa ti dico? È un problema, di sicurezza, però giovani che si picchiano, guarda, giovani che si picchiano, ecco, ne hai di fronte uno che capitava, non le bande di rissa, però per esempio mi ricordo che c'era una banda di Motars, si chiamavano, tutti della provincia di Udine, che girava il Friuli per cercare rissa. Un giorno la cercarono, eravamo in tre, io e altri due amici, ci siamo trovati in due perché il terzo è scappato via. Siamo riusciti comunque a evitare il peggio perché ci si avventarono col creek. Non so se mi spiego, venivano incontro col creek. Quindi sto parlando di 43-44 anni fa.
quindi no di più. C'è una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Dario da Milano. Salve. Salve, volevo solo ricordare un grande della Lega, Leo Sighe, che appunto ho saputo stamattina che è scomparso ieri. E niente, io mi ricordo quando negli anni 70 lui collaborava col Candido, mitico giornale fondato da Guareschi, che poi era passato a condurre, il direttore responsabile era Giorgio Pisanò, che era un senatore del Movimento Sociale Italiano. Mi ricordo che su quel settimanale lui aveva una rubrica che si chiamava Stupidario Stampa, dove pubblicava settimanalmente gli articoli demenziali che erano pubblicati sui quotidiani, perché all'epoca chiaramente erano tutti fascisti se non erano comunisti. E me ne ricordo uno in particolare dove si citava, forse pubblicato su uno dei primi numeri della Repubblica, dove si diceva che c'era un allevatore di galline ovaiole che era un simpatizzante di destra e anche le galline erano diventate fasciste. Era una rubrica, diciamo, che faceva sorridere, ma faceva anche piangere, e sarebbe bello magari riprendere una roba del genere, perché vedo che anche i quotidiani di oggi pubblicano tante di quelle scemenze in merito a questa cosa qui, che veramente sarebbe il caso magari di farle conoscere anche agli ascoltatori di Radio Padania. Comunque niente, un abbraccio ai familiari di Leo Sighe, che era un grande sotto tutti i punti di vista. Grazie Dario. Grazie anche per aver ricordato la scomparsa di quella di una persona che è stata una voce storica per molti anni anche di Radio Padania e poi successivamente, quindi sì, adesso ci si trova un po' disarmati con le parole, un altro pezzo di storia che ci lascia. Anch'io, tutta la redazione, tutti noi naturalmente, porgiamo le condoglianze ai parenti e agli amici di Leo Sigel. E pensa che lui ha allenato, era anche allenatore di calcio, credo abbia allenato in Serie C, forse addirittura è arrivato in Serie B. So che ogni tanto parlavamo di pallone anche quando ci si incrociava. Come si dice, gli sia lieve la terra. Poi Maurizio scrive: gli arabi di Gaza perennemente nelle strade, tanto vivono delle nostre finanze, come visto, essendoci stato nessun lavoro tranne lo stipendio di soldato da Hamas. Ora Hamas passa da liberatrice di oltre 3.000 prigionieri in Israele, tra cui centinaia di ergastolani per uccisioni e attentati. Chiaro per loro e parte dei sinistri aver ucciso oltre 1 migliaio di persone a ottobre e fatto sequestri con violenza e uccisioni porta consenso tra la loro gente. In quella terra non c'è distinzione tra soldati e popolazione che li protegge. Forze militari israeliani e democratici. Maurizio. Grazie anche per questo intervento a Maurizio. Mi aveva colpito Maurizio un po' di mesi fa un intervento in quelle trasmissioni televisive che ormai ho preso la cattiva abitudine di seguire. Orsini, quel professore con i capelli, quello biondino, che c'è la morte con gli israeliani, mi aveva colpito perché diceva cose orrende dei soldati israeliani. Perché mi aveva colpito? Perché un soldato in guerra non è né buono né cattivo, non ci sono i soldati buoni e i soldati cattivi. Quindi questa osservazione mi sembrava veramente di parte e fuori luogo. I soldati israeliani sono i peggiori, i più delinquenti. I soldati sono lì per uccidere o essere uccisi, quindi non so come si possa arrivare a definizioni così apodittiche. Tra l'altro questo me l'aveva insegnato un insegnante di storia di destra alle medie, in terza media era di destra proprio. Lei diceva che durante il fascismo si stava meglio. Contenta lei,
però era brava, era sicuramente brava. E lei, nonostante avesse questo stampo fascista di base, di impronta, diceva: ragazzi, non fatevi imbrogliare anche dalle frasi fatte, gli italiani brava gente, e ci raccontava quello che avevano fatto i soldati italiani alpini, gli amatissimi alpini in Montenegro. Quindi, ma era non per parlare male degli alpini o dei soldati italiani, ma per dire, per spiegare che in determinate eh, situazioni non, non esiste, diciamo, il buono o il cattivo. Allora, facciamo così, mettiamo, prima di andare nel addentrarci nei sondaggetti, nei rilevamenti demoscopici, mettiamo una uh, un altro suggerimento musicale. Eccoci, sempre in diretta. Adesso andiamo a leggere un po' di sondaggetti.
i rilevamenti demoscopici. Partiamo come sempre, come lunedì, con termometro politico. 29,6 Fratelli d'Italia, PD 22,8, i 5 Stelle 11,2, la Lega 8,6, Forza Italia 8,3, mentre Sinistra Verdi 6,6, Calenda 2,8 e Italia Viva di Renzi 2,3. Togliamo la condivisione. Eccoci qua, Ciccio Barbù, che sarei io ve l'ho raccontata, no? Che proprio un giorno ho sentito il mio gatto al telefono che gli devono avergli chiesto: ma il tuo coinquilino dov'è? Ciccio Barbù sta addormentato sul divano. Ragazzi, io l'ho sentito, l'ho sognato, non lo so che Ciccio Barbù è un soprannome che nemmeno io che sono maestro, ma sono un maestro di da quando ero ragazzo ci sono soprannomi che sono rimasti per vite intere, sono sopravvissuti a chi poi è scomparso. Questa è una dote affinata quando ero ragazzino. Soprannomi. Qualcuno oggi direbbe che magari è bullismo, non lo so. So che neanch'io avrei saputo darmi un soprannome così perfetto, Ciccio Barbù. E quindi penso che me l'abbia dato il gattone, che non c'è più. Come giudica lo scambio tra la liberazione di Cecilia Sala e dell'iraniano Abedini? È stato più che giusto. Abedini del resto era stato arrestato ingiustamente, 19,5. La liberazione di Cecilia Sala era la priorità ed è stato corretto negoziare lo scambio. Che questo Abedini sia innocente o meno non importa, lo pensa il 50,9. Era comprensibile la preoccupazione per Cecilia Sala, ma non avremmo dovuto rilasciare un personaggio sospetto come Abedini con tanta leggerezza, 13,3. È stato un grave errore, l'Italia si è dimostrata ancora una volta debole, inaffidabile. È stata una vittoria per il regime iraniano, lo pensa il 10,5. Non risponde il 5,8. E togliamo la condivisione e proseguiamo sempre con la lettura. Giorgia Meloni ha detto che le interferenze di Soros sulla politica italiana e non solo sono più pericolose di quelle di Musk. È d'accordo? Sì, molto. Soros agisce nell'ombra danneggiando anche finanziariamente gli stati, come nel 1992. Musk esprime le idee in modo trasparente. Questo lo pensa il 35,6. Sì, abbastanza. Soros ha interferito in modo più profondo, ma dobbiamo vigilare anche sul ruolo di Musk. Questo lo pensa il 9,2. Credo che entrambi siano pericolosi allo stesso modo, 15,2. Non trovo pericoloso né l'uno né l'altro, sono uomini d'affari che fanno i propri interessi, 4,1. Sono poco d'accordo. Soros ha avuto un'influenza negativa in passato, ma quella di Musk è più forte e pervasiva perché è più ricco e sarà parte del governo USA. Per nulla, questo è il 9,2. Il 24,6 invece non è d'accordo perché dice Soros si è sempre battuto per la democrazia e la libertà, soprattutto dei migranti, mentre Musk, che è più ricco e forte, sponsorizza idee pericolose. 24,6. Tanti quanti sono sul libro di paga di Soros. Proprio mi ricordo che una recente campagna elettorale proprio, cioè si parla di 100.000 euro, una cosa del genere, mi sembra a Emma Bonino, e nessuno, togliamo pure la condivisione, e nessuno ebbe nulla da dire. Qual è l'opinione sulle aziende multinazionali? Dunque 3,7, meglio poche grandi imprese che molte piccole. Sono una realtà indispensabile e positiva, 32,3. Sulla carta sarebbero utili, ma sono diventate troppo potenti, 35,3. Rappresentano il peggio della società capitalista, non rispettano le leggi, distruggono le piccole imprese, impoveriscono i lavoratori imponendo salari da fame, 26,6. 2,1 non sa, non risponde. Questo è un bel tema, togliamo pure la condivisione, questo è un bel tema da affrontare, perché l'economia globalizzata, mi sembra di poter dire con ragionevole sicurezza,
ha portato la cultura non più del guadagno ma del profitto, e la cultura del profitto vuol dire, è la cultura dei parassiti, la cultura del profitto. Prendi un organismo, lo spolpi e poi lo sputi fuori, lo lasci lì moribondo, perché l'imprenditore, non è che gli imprenditori fossero dei mecenati, ma l'imprenditore, io l'ho sempre detto, io ho lavorato nelle fabbriche del nord-est, dove quando fine anni 80, quando gli operai erano come, quella volta dicevo i negri, ma non va più bene dirlo, e non è giusto dirlo, come i neri prima di Lincoln. Però la cultura del guadagno faceva sì che in ogni caso ci fosse un certo tipo di comportamento, di radicamento anche dell'impresa, della fabbrica, e quindi anche una contestualizzazione complessiva che faceva sì che il lavoro desse anche da un guadagno dignitoso, e poi con gli anni anche un trattamento dignitoso all'operaio. Adesso la cultura del profitto fa sì che secondo me, ed è una cultura che nasce con le grandi imprese, con le multinazionali, la cultura del profitto sfrutta tutto e non lascia nulla. Questo è. Il divario tra ricchi e poveri si è allargato in Italia, sì, è molto, per il 67,1, sì, ma non è per forza un dato negativo, 9,3. Se sei ricco non è un dato negativo. Poco, il divario in Italia è più che altro tra nord e sud, 14,5. No, in confronto al resto del mondo, per fortuna in Italia il divario tra i più ricchi e la classe media non è cambiato molto, 7%, non sa il 2%. E chiudiamo. E poi abbiamo, questo è un sondaggio che riguarda fiducia del governo Meloni, anzi nel presidente del Consiglio Giorgia Meloni, siamo a 42,8 contro 57, 0,4 non sa, quindi 57 sono, scusate, 56,8, non 57, 56,8 sono contrari a Giorgia Meloni, mentre 42,8 sono favorevoli. Togliamo la condivisione. E poi abbiamo ancora, questo è un sondaggio. Imprese, ICT, un terzo delle grandi imprese utilizza tecnologia e intelligenza artificiale. Cresce dal 5% all'8,2% le quote di imprese con almeno 10 addetti che utilizza tecnologie di intelligenza artificiale, pur mostrando ritardi rispetto al 13,5% dell'area UE a 27. Chiudiamo e poi abbiamo gli ultimi, andiamo ad appropinquarci verso gli ultimi sondaggi. Trump e l'operato delle forze dell'ordine realizzato da Eumetra, committente Banijay Italia SRL. Allora, vediamo un po'. Domanda: tra pochi giorni oggi Trump inizierà la sua, alle 18 se non sbaglio inizia, la sua presidenza degli Stati Uniti. Alcuni lo considerano per l'Italia una risorsa, altri un pericolo. Allora, il 30% considera Trump, come dicono quelli bravi, una risorsa, il 48,3% un pericolo, non sa il 21,7%. Il caso del giovane Rami, morto dopo un inseguimento a Milano, alcuni sostengono che la causa sia nel comportamento delle forze di polizia, altro che si sia trattato di una fatalità. Secondo lei le forze di polizia hanno sbagliato in questo episodio? Sì, lo pensa il 31,7, no invece il 44,1, non sa il 24,2. E poi alcuni pensano che gli immigrati irregolari costituiscono un pericolo per la nostra sicurezza. Secondo lei il 62,8 percepisce gli immigrati irregolari come pericolo. Invece il 20% no, non li considera un pericolo, il 17,2 non sa. E poi ancora siamo con i partiti: Fratelli d'Italia 29,5, Lega 8,7, Forza Italia 9,4, PD 23,2, Sinistra Verdi 6, Più Europa 2, 5 Stelle 11, Azione Calenda 2,8. Chiudiamo la condivisione e andiamo verso l'ultimo sondaggio della EMG, committente RAI, cioè, quindi intenzioni di voto. Allora abbiamo Fratelli d'Italia 30,4, il PD 23,9,
i 5 Stelle 10,8, la Lega 8,9, Forza Italia 8,6, Verdi Sinistra 6,3, Italia Viva 2,7, Azione 2, più Europa 1,7, noi moderati 1,3. Quindi il trend è rispetto a una settimana fa, guadagna 0,6 Fratelli d'Italia, stabile la Lega, guadagna 0,2 5 Stelle PD, perde 0,3 Forza Italia, guadagna 0,1 anche Alleanza Verdi. Sarebbe giusto escludere la responsabilità penale per gli agenti che intervengono nelle manifestazioni violente? No, non sarebbe giusto per il 49%, sì, sarebbe giusto il 41%, non sa il 10%. Togliamo la condivisione e andiamo a vedere se ci sono degli interventi. Allora, scusate. Allora. Dunque, no, niente. Andiamo. Il Papa Trump: negli USA non ci sia spazio per l'esclusione. Francesco chiede al neopresidente di promuovere la pace nel giorno dell'insediamento. A Washington è arrivata la premier Giorgia Meloni. Che tempo che fa da record con il Papa, Cecilia Sala al 12%. Rimosso un tumore del rene grande fino al cuore in una bambina di 8 anni. Mattarella invita al rispetto e all'accoglienza. È italiana la foto del giorno della NASA. Ha colorato la cometa Atlas. Allora, intervallo 13:30. Che sarà Andrea Ropa, lo avremo via Skype e faremo un po' il quadro complessivo della situazione economica, anche chiaramente con uno sguardo all'immediato futuro. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda Oltre la pagina. In diretta con Radio Libertà, con Oltre la pagina, la prima intervista della giornata con Andrea Ropa di QN. Lo abbiamo in collegamento Skype, lo saluto e lo ringrazio. Bentornato ai nostri microfoni, Andrea. Eccoci, adesso riesco anche a sentirti. Andrea, un quadro, una proiezione anche, siamo inizio d'anno, lo vuole la tradizione, insomma, ma ci sono i bilanci si fanno o al 31 dicembre, in altre situazioni li si fanno, mi sembra, il 30 giugno. Ma noi vediamo un po' l'anno che si è appena chiuso, vediamo tanti dati. Io sai che in questa trasmissione cerco di seguire quotidianamente l'andazzo, l'indirizzo economico e arrivano tanti dati che sono, anche tu ne hai parlato, che sono certe volte quasi contrastanti tra loro. Quello sull'occupazione, mai visto un dato così positivo. Stanno aumentando le assunzioni a tempo indeterminato, sta aumentando addirittura di qualche punto il potere d'acquisto delle famiglie. Però ci sono altri indici. Sul tuo giornale avete parlato anche del tasso OIS, l'Overnight Index Swaps, lasciamo perdere la mia pronuncia, che questo sarebbe un differenziale positivo, però ce ne sono altri. C'è il RTT, Real Time Turnover, che segna una contrazione del fatturato del 3,4%, soprattutto la produzione industriale meno 5,1%, e poi anche un po' i consumi languono, anche se Confesercenti prevede un rilancio nel 2025 proprio in virtù della maggior forza lavoro. Però insomma come dire, allora, non è il quadro di un paese in ginocchio, tutt'altro, però magari qualche mese fa io vedevo più luci, adesso vedo anche qualche ombra. Quello però non sono io l'addetto ai lavori, lo chiedo proprio a te, come stanno le cose. Prego, Andrea. Sì, un quadro fatto di ombra, evidentemente. La situazione l'hai fotografata bene. Penso che ci sono dei dati che sono sicuramente positivi e sono soprattutto quelli che riguardano l'occupazione in generale, che è ai massimi, è davvero ai massimi storici, almeno da un ventennio a questa parte, e altri dati che risentono di una congiuntura economica che è fiacca. Ma la congiuntura economica fiacca dipende evidentemente da un quadro
un quadro economico internazionale, europeo e internazionale, sul quale l'Italia può incidere fino a un certo punto. La nostra è una delle economie che sta marciando meno peggio delle altre, soprattutto a livello europeo, perché ancora abbiamo un abbrivio importante che riguarda il PNRR e quindi risorse ancora che il nostro sistema produttivo deve sprigionare legate a quell'operazione. Tuttavia il quadro dei consumi e anche le statistiche che sono uscite recentemente da parte sia del Fondo Monetario Internazionale che anche di Banca Italia confermano come la crescita economica langue. Per il 2025 è prevista non superiore allo 0,7%, appena un po' meglio per quello che riguarda il 2025, il 2026, e quindi in qualche modo siamo ritornati alle crescite da 0, alle crescite che una volta chiamavamo da prefisso telefonico sostanzialmente. Ma questo appunto il problema è un quadro congiunturale più generale sul quale quello che sta succedendo quello che succederà nelle prossime ore negli Stati Uniti, cioè l'insediarsi della nuova amministrazione Trump, potrà sicuramente avere un effetto importante. Perché comunque non dimentichiamo che gli Stati Uniti d'America sono il nostro secondo partner commerciale, il secondo mercato sul quale noi piazziamo i prodotti del Made in Italy, e quindi gli eventuali dazi preannunciati da Trump, ma soprattutto la politica economica che Trump inaugurerà nei confronti dell'Italia in particolare, dell'Europa in generale, influirà tanto sulla crescita e sullo stato dell'economia italiana. Quindi qualche numero assolutamente positivo e qualche numero che rimane negativo, per esempio quello della produzione industriale. Veniamo ormai da 22 trimestri consecutivi di calo, e questo ormai è un elemento di carattere strutturale. Evidentemente il sistema industriale italiano è un sistema industriale che ha il fiato corto, e quindi ha bisogno molto probabilmente di riforme importanti che sono da mettere in cantiere, perché dopo 22 trimestri di produzione industriale negativa bisogna cercare di anticipare i tempi e di non procrastinare ulteriormente riforme dei quali il sistema italiano ha bisogno. Andrea, questo calo continuo da cosa deriva? Perché io leggo anche proprio calo produttivo, che dipende non dal fatto che i lavoratori producono di meno, ma dal fatto che mi sembra i costi, anche le tasse e altro ancora. Perché non si riesce a dare una svolta, nonostante il complesso sia quello di un'economia, comunque anche tu me lo confermi, non in ginocchio, non malata, perché è una costante ormai che durante il Covid si era un po', diciamo, diluita nell'insieme della difficoltà, e anche poi durante i costi energetici. Ma adesso mi sembra di poter dire, e tu me lo confermi, che questa è una costante. Perché non si riesce a svoltare, secondo te? Non si riesce a svoltare. Come dicevo, c'è bisogno di fare delle riforme, soprattutto c'è bisogno di dare una mano a quello che è l'asse portante del nostro sistema produttivo. Il nostro sistema produttivo ormai non è fatto più da molti anni di grandi industrie o di industrie medie, ma è fatto da un interessante ed enorme tessuto di piccole e medie imprese che però fanno sempre più fatica a competere con i mercati internazionali, perché in Italia sia sul piano fiscale che sul piano delle regole burocratiche non vengono certamente né aiutati né vengono in qualche modo favoriti dal sistema italiano. Quindi bisogna valorizzare il nostro tessuto di piccole e medie imprese, visto che ormai la grande industria, parliamoci chiaro, la grande industria non ce l'abbiamo più, salvo qualche raro caso che comunque ha il fiato molto, molto corto. Basta guardare i numeri dell'automotive, che una volta per noi era uno dei comparti più importanti produttivi del Made in Italy, e che adesso si è ridotta su cifre degli anni 50. Quindi la grande industria non ce l'abbiamo più. Abbiamo però
un'ottima rete di piccole e medie imprese che fanno Made in Italy e che soprattutto fanno un grande export. Noi siamo diventati recentemente, superando il Giappone, il quarto paese esportatore del mondo e quindi ci sono risultati positivi per quello che riguarda questo. Però questi grandi risultati vengono portati da delle aziende che faticano perché sul piano del credito non hanno le agevolazioni che hanno i loro competitor e soprattutto sul piano della burocrazia e anche sul piano fiscale sono parecchio svantaggiate. Questo è il motivo per il quale appunto ci sarebbe bisogno di una riforma globale del sistema produttivo che va fatta con urgenza, perché altrimenti queste posizioni che siamo riusciti a dare grazie alle nostre piccole e medie imprese non riusciremo a mantenerle negli anni a venire. Tra le notizie positive che hai dato c'è i mutui che scendono, quindi il mercato immobiliare che come dire inizia l'anno sotto buoni auspici, e poi anche i BTP+, cioè i titoli che possono essere riscossi al termine dei 4 anni e che danno un interesse, mi sembra, tra i più alti dell'area euro. 4 anni avevo visto 2,8% di interesse complessivo, mi sembra. Anche questo è un segno di salute. Sì, allora i BTP+ sono un prodotto finanziario interessante. Questa non è sicuramente la sede, no, per fare pubblicità a prodotti finanziari e me ne guardo bene dal farlo, però è un titolo assolutamente interessante. Partiamo dal primo assunto. L'Italia è lo stato dell'Eurozona che dà gli interessi più alti sui propri prodotti, sulle proprie obbligazioni. Quindi c'è un grande interesse da parte degli investitori, in primis le famiglie e i piccoli investitori italiani, ma anche i grandi investitori internazionali sui titoli del debito pubblico italiano, perché sono titoli interessanti e questo lo è via più perché per la prima volta è stato introdotto questo meccanismo che dà la possibilità dopo 4 anni di essere rimborsati completamente nel capitale e quindi mette l'investitore al riparo da possibili perdite che potrebbero in qualche modo generarsi nell'arco del primo quadriennio di vita di questo titolo, che invece vale per 8 anni e che paga delle cedole trimestrali fisse e che appunto dopo 4 anni un investitore ha la possibilità di poter vendere essendo completamente rimborsato. È un titolo assolutamente interessante, ma tutti i titoli della nuova generazione di BTP, anche il valore, quelli che sono stati emessi nel corso degli ultimi 2 o 3 anni da parte del Tesoro, sono titoli estremamente interessanti, soprattutto perché oltre a pagare buoni interessi e buone cedole, quindi sono indicizzati al livello dell'inflazione, quindi mantengono il loro potere d'acquisto ed è sicuramente un investimento interessante per il retail, quindi per famiglie e per piccoli investitori sostanzialmente. Ecco, hai accennato prima, proprio oggi si insedia Trump, come dicono quelli bravi, e volevo capire, è curioso, no? Il fatto che questo governo, forse Forza Italia no, ma Meloni e Salvini simpatizzano molto per Donald Trump. È singolare questo, allora. Il governo che è stato, non voglio fare pubblicità anch'io per carità, ma a giugno, voto europeo, che è il voto di midterm, il governo è stato promosso. Merito, non merito? Me lo dicono, io riporto solo i dati, i voti. Sì, i voti, i dati del voto. Allora, i sondaggi invece riportano una preoccupazione come dato maggioritario degli italiani. Cioè, gli italiani che votano in modo maggioritario il centrodestra sono però maggioritariamente timorosi di Trump. Cosa possiamo dire su questo? Cosa possiamo aspettarci dal ritorno Trump 2, la vendetta? Allora,
È difficile poter fare delle previsioni da questo punto di vista. Quello che io osservo dalle prime mosse del neopresidente che si insedierà ufficialmente fra poche ore è che questa sua seconda presidenza sarà molto diversa dalla prima. Già le mosse che sono state fatte appunto anticipano un decisionismo e una linea e delle linee di azione che sono molto diverse da quelle che furono utilizzate nel corso della sua prima presidenza, diciamo dal 2017 al 2021. Per quello che riguarda l'Italia, hai osservato tu argutamente prima, l'Italia è l'unico paese insieme all'Ungheria il cui premier è stato invitato alla cerimonia di insediamento. Figuratevi che non hanno nemmeno invitato la Presidente della Commissione europea, e questo è stato vissuto da Bruxelles evidentemente anche con un po' di irritazione, con un po' di fastidio. È assolutamente evidente come soprattutto per quello che riguarda l'Italia, che rispetto all'Ungheria appunto ha una dimensione molto maggiore, e soprattutto perché l'Italia con gli Stati Uniti, come dicevo prima, ha importanti rapporti di carattere economico, questo rapporto privilegiato che c'è fra la nostra premier e il neo eletto presidente degli Stati Uniti, e soprattutto con il suo principale collaboratore che è Elon Musk, ma che è una persona che nel nuovo governo di Trump sarà sicuramente fondamentale. Ecco, questo ottimo rapporto che esiste e che si sta consolidando. Questa è la terza volta che Meloni nell'ultimo mese vede Trump, una volta a Mar-a-Lago, una volta si sono visti a Parigi durante l'inaugurazione del nuovo Notre Dame. Ecco, questo rapporto privilegiato che si va creando a livello personale, diciamo così, fra la nostra premier e la nuova amministrazione americana è a mio modo di vedere un elemento interessante. Certo, la politica di Trump, essendo una politica tipicamente American First e non essendo noi americani, è chiaro che spaventa all'estero. Però io credo che per l'Italia possa essere un'opportunità, un po' per questo appunto rapporto privilegiato che abbiamo, e un po' perché comunque sono convinto che la politica di Trump avrà la forza di rimescolare un po' le carte e di rimescolare un po' le acque all'interno di un lago, quello europeo, un po' stagnante, un po' abituato a delle posizioni di rendita che sono tali ormai da molti anni. Ecco, io credo che sia invece interessante che l'arrivo di questa nuova amministrazione possa in qualche modo cambiare gli equilibri, e sono quasi certo che questi equilibri possono cambiare a favore dell'Italia rispetto agli altri partner europei con i quali mi pare Trump non abbia né grandi rapporti né grande simpatia. Anche perché, Andrea, Trump si congratula con Giorgia Meloni perché lui dice ha dichiarato guerra all'Europa, ma a ben vedere c'è addirittura qualche elettore che se ne lamenta. Le politiche economiche avviate da questo governo non si discostano molto da quello che era stato già impostato con Mario Draghi, e diciamo comunque non vanno a confliggere con l'Europa, tant'è che il rating, poi il differenziale con il marco, eccetera, eccetera, sono tutti positivi. Cioè l'Italia non ha, almeno non sembra abbia nemici, no? Non ha quei pregiudizi. Per esempio il governo giallo-verde, Lega 5 Stelle, era fucilato ogni piè sospinto. Quindi non mi sembra che questo governo sia così nemico dell'Europa, poi che sia critico sicuramente, eccetera. Ma dal punto di vista economico, perché Trump dice Giorgia Meloni ha dichiarato guerra all'Europa? Allora, quando questo governo nell'ottobre del 2022 fu formato, pareva dovesse essere un governo nemico dell'Europa in qualche modo, no? O che comunque dovessimo avere contro la gran parte dell'Europa. In realtà devo dire che in questi 2 anni Giorgia Meloni è stata molto brava, e una gran parte degli equilibri nell'Europa stessa sono cambiati. Che cosa è successo in Europa? Che altre
grandi economie, prima fra tutte quella tedesca, quella francese, sono entrate in forte crisi e quindi sono state rimesse in discussione regole e appunto posizioni che erano così da tanti anni. E quindi in realtà non c'è stato questo rigetto da parte dell'Europa del governo Meloni, no? Ci dissero questo governo sarà presto emarginato dall'Europa perché è un governo nemico dell'Europa. No, in realtà così non è stato. Forse l'Italia non è mai stata così protagonista sulla politica estera, è sicuramente la parte del governo Meloni che sta funzionando meglio da 2 anni e mezzo a questa parte. L'Italia non è mai stata così al centro della scena internazionale a livello di cancellerie come in questo periodo qui. Quindi le Cassandre da questo punto di vista sono state smentite, e per quello che riguarda la politica economica è una politica economica che ha rassicurato i mercati, che i mercati sono quelli che poi alla fine decidono della bontà delle politiche economiche degli stati. Basta osservare lo spread, che comunque viaggia ormai stabilmente sotto i 110 punti base. Significa che i mercati internazionali apprezzano la politica economica italiana, apprezzano comunque gli impegni presi dall'Italia per quello che riguarda la riduzione del debito pubblico, che resta il grande nemico, diciamo così, della politica economica italiana, e che certamente questo debito non è che lo ha fatto il governo attuale, ma il governo attuale si è comunque impegnato a ridurlo in maniera credibile, e questo per i mercati conta, e quindi sostanzialmente da questo punto di vista lo stesso ministro dell'economia e delle finanze è stato recentemente premiato come il miglior finanze europeo, e quindi le cose su questo piano vanno meglio del previsto. E poi evidentemente non è che si può pensare che vada tutto bene, però da questo punto di vista sicuramente le Cassandre che dicevano sarete messi in castigo dall'Europa in un angolo e non conterete più nulla, ecco, queste Cassandre sono state clamorosamente smentite, e la presenza appunto oggi di Giorgia Meloni, unica premier leader europea, insieme all'ungherese Orban alla cerimonia di insediamento di Trump, lo dimostra in maniera molto, molto nitida, molto chiara. Un ultimo dato, Andrea. L'Italia è un paese comunque che si arrangia, l'arte di arrangiarsi italiana, nel senso, abbiamo una scuola che va a rotoli, non lo dico solo io, lo dicono tutti i dati eccetera, però tu hai scritto un bel articolo dove si parla diciamo gli HR, non so se la pronuncia è giusta, manager, cioè coloro che sono preposti all'organizzazione delle risorse umane nelle aziende, fanno un quadro interessante della generazione Z, la generazione Z, cioè i nati tra il 1995 e il 2010. Poi ogni tanto si sposta perché dopo c'è qualcuno che dice 1997-2012. Comunque diciamo gli under 30, ecco, per essere chiari, perché sono individualisti, ma hanno degli strumenti, delle competenze digitali straordinarie. Quindi siamo in buone mani. Sì, fondamentalmente sì, i dati sono positivi da questo punto di vista. I nostri giovani sono mediamente molto preparati, lo sono soprattutto più sul piano umanistico che sul piano delle discipline STEM, dove ancora il nostro sistema formativo risente di gap che sono atavici, sono storici ormai. Però i nostri giovani sono fondamentalmente ben preparati. Quella ricerca evidenzia come preferiscono più lavorare in termini non lavorare di squadra, insomma, cioè non amano particolarmente il lavoro di equipe, il lavoro di squadra, ma magari preferiscono fare progetti più per conto proprio, magari utilizzando strumenti come lo smart working, però sono ragazzi estremamente preparati che hanno delle skills importanti, che sono molto ricercati sul mercato del lavoro. Prova ne sia che sono tanti, ahimè, i giovani italiani della generazione Z che vengono diciamo così presi da aziende straniere che le fanno ottime offerte e quindi vanno a lavorare all'estero, andando a potenziare il sistema produttivo di paesi nostri competitor sui mercati internazionali.
Ecco, direi che io certe volte forse sono stato un po' troppo ottimista, perché c'è questo problema, magari ne parleremo adesso. Abbiamo esaurito lo spazio, Andrea. Mi sembra di poter dire l'Italia è un paese in buona salute, ma però un paese che sta invecchiando, perché non parlo solo in termini anagrafici, è un paese che dà sempre meno opportunità ai suoi giovani, perché giovani, non più con la, io l'ho vista, è la valigia di cartone, so com'è fatta, non più anzi vanno per star bene, per star meglio, ma che questo paese, finché succedeva al sud c'eravamo abituati, ma ormai da anni e anni lo vediamo succedere anche al nord, che il mio ricco Triveneto non riesca a garantire a giovani laureati delle condizioni adeguate è un segno di declino, secondo me. Ma purtroppo abbiamo esaurito. Andrea, io devo chiudere, ti saluto naturalmente. Andrea Ropa di QM, grazie davvero, a risentirci a presto. Grazie a voi, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, a presto. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Forse è meglio che vada. E chi lo dice? Sempre se non hai altro da fare. No, che non ce l'ho. Il film più emozionante dell'anno. Il candidato all'Oscar Andrew Garfield. Che ci piaccia o no, il tempo stringe. La candidata agli Oscar Florence Pugh. Perché hai tanta fretta? È che sono preoccupato, che mi stia innamorando di te. We Live in Time, dal 6 febbraio al cinema. Emilia Perez è il vincitore ai Golden Globe per il miglior film. Vincitore di 5 premi EFA. Carla Sofia Gascon, Selena Gomez, con Zoe Saldana. Ascoltare e accettare. Emilia Perez, un film di Jacques Audiard. Al cinema. E se cucissimo la testa del cane sul corpo dell'uomo? A gennaio non rovinerai il mio malefico piano? 50% uomo, 50% cane. Perché mi devi sempre recare l'interno della banca? 100% eroe. Dogman! Vai ad arrestare Pete! Dogman dal 30 gennaio al cinema. Oh, Rose, my Rosemary. Oh, Rosemary, I love you. I'm always dreaming of you. No matter what I do, I can't forget you. Sometimes I wish that I'd never met you. And yet if I should lose you, 'twould mean my very life to me. Of all the queens that ever lived, I choose you to rule me, my Rosemary. Of all the queens that ever lived, I choose you to rule me, my Rosemary. Oh, Rose, my Rosemary. Sempre a Radio Libertà, oltre la pagina, leggiamo un po' di messaggi.
Marco da Cassano Magnago: mi dispiace tanto per la cattiva immagine che Riccardo Bossi crea al movimento. Certo che un genitore non sa mai quello che frulla nella testa dei propri figli. Certo che questo è veramente ingestibile. Il problema è che un partito come la Lega, nato per sconfiggere gli sprechi, non sia proprio eclatante come immagine politica, scrive Marco. Mentre Maurizio: la Lega non esce più dall'8%, se ne parlerà al congresso o sarà un pro forma, lo vedremo, scrive Maurizio. E Maurizio che ha apprezzato il canto, esattamente, si intitolava proprio così il brano, quello precedente, di Slim Whitman, che è un cantante scomparso nel 2013, campione, diciamo, eccellente nello yodel, ma lui è americano però. Allora, andiamo avanti perché adesso parleremo di call center e lo faremo nello spazio dedicato a qui in Parlamento con l'onorevole Andrea Dara. Quindi partiamo con la sigla e poi non so se è già in collegamento. Perfetto, già in collegamento il parlamentare e sigla. Qui Parlamento. Allora, abbiamo in collegamento Andrea Dara che rappresenta la Lega in Commissione Trasporti. Gli do il benvenuto, grazie per essere qui ai nostri microfoni, onorevole Dara. Grazie a tutti e grazie per essere collegati. Allora, io so che parleremo di call center, c'è una proposta al riguardo. Cosa possiamo dire, onorevole Dara? Prego. Assolutamente sì, è una proposta che viene portata avanti praticamente da quasi tutti i partiti, sono circa 6 proposte che poi andranno a convergere su una proposta di legge unica che va a mettere un po' di ordine all'interno dei call center, questo per tutelare sia i lavoratori ma anche i consumatori. Venendo alla tutela dei lavoratori, voglio ricordare che sono 1400 aziende circa in Italia, con un fatturato di 2,3 miliardi, dove all'interno vi lavorano 40.000 dipendenti, circa i 2/3 sono donne, anche spesso e volentieri con contratti precari. Dall'altro lato invece si vuole andare a tutelare invece quello che sono i consumatori. La proposta di legge va a modificare una decina di articoli e si va a intervenire soprattutto sull'attribuzione dei numeri speciali a chi effettua telemarketing. Spesso sarà capitato a tutti di ricevere 3, 4, 5 chiamate al giorno da operatori che vogliono promuovere la propria telefonia o operatori del gas, dell'energia e via dicendo, o altri settori che chiamano 4 o 5 volte insistentemente con numeri totalmente differenti uno dall'altro, e su questo noi vogliamo andare a incidere non poco con delle normative ben specifiche, e dall'altro lato invece vogliamo inserire la pronta risposta, nel senso che se un cittadino ha bisogno di risolvere un problema legato, come dicevo prima, un contratto telefonico piuttosto che al contratto dell'energia elettrica, del gas o vari contratti, non si può attendere al telefono 10 minuti, 20 minuti o delle ore, ma in un minuto deve esserci la risposta dell'operatore e dall'altro lato deve esserci anche una risoluzione del problema in 20 giorni. Quindi basta a questo, mettiamo un freno a questo assedio di chiamate per la vendita dei propri prodotti, ma cerchiamo invece di limitare i minuti nella risoluzione dei problemi. Altro problema che abbiamo riscontrato purtroppo sono anche i call center, quelli diciamo tra virgolette illegali. Spesso e volentieri contattano persone fragili o comunque con delle problematiche. Spesso e volentieri basta dire un sì al telefono e quindi vengono registrati e automaticamente stipulano un contratto con qualsiasi tipo di situazione che viene proposta, commerciale e non solo. Quindi è un tema tra i tanti che ci sono in Italia al quale deve essere messo un po' di ordine, e noi crediamo che
con le audizioni che stiamo facendo anche chi tutela i consumatori o comunque chi tutela i call center, di poter trovare una mediazione per tutelare, come dicevo prima, i consumatori e anche gli operatori del settore. Onorevole Dara, mi permetta una battuta: se questo governo riuscisse veramente a bloccare tutta quella tempesta di telefonate che riceviamo, secondo me nel 2027 potete risparmiare i soldi per la campagna elettorale, potete andare in gita, perché non ci sarà un italiano che non vi voterà, perché è adesso un po' scherzo, ma è un tormento che riguarda tutti, colleghi di lavoro, parenti, amici, tutti ci lamentiamo, tutti e ci sentiamo anche impotenti. Io nel mio piccolo do sempre questo consiglio, dico: quando vi telefono qualcuno, dite: ma lei come fa ad avere il mio numero? Di solito riattaccano subito, spariscono, però non hai sempre quella prontezza. Io stesso certe volte non mi viene da dire come fa ad avere il mio numero, e mi tocca star lì a scocciarmi è davvero un problema, è piccolo, ma è tanto fastidioso. Prego. No, esattamente così. Guardi, io sono testimone, proprio stamattina ho ricevuto 3 chiamate, una in fila all'altra, e è diventato quasi fastidioso. Oltretutto noi vogliamo inserire proprio il numero di riconoscimento, cioè che quando tu ricevi una telefonata, soprattutto sugli ultimi cellulari di nuova generazione, deve esserci chiaramente scritto chi ti sta chiamando. Spesso e volentieri raggirano la legge questi call center, utilizzano numeri dove si fa fatica a capire chi ti sta chiamando. Invece uno per rispondere deve sapere esattamente da chi viene contattato. Voglio ricordare che però nella modifica della legge che era stata fatta nel 2018, e purtroppo in pochi non lo sanno, c'è anche il registro pubblico delle opposizioni. Basta andare sul sito internet, cliccare registro pubblico delle opposizioni, si compila un modulo o comunque si contatta il numero verde e si chiede di essere inseriti in questo registro per evitare di essere contattati da questi call center che fanno teleselling e telemarketing. Spesso funziona, in altri casi purtroppo però gli operatori raggirano anche questo registro delle pubbliche opposizioni, quindi bisogna metterci un po' la testa e sistemare un po' queste situazioni che creano anche problemi. Prima parlavo di persone fragili che vengono contattate e alla loro insaputa hanno firmato contratti praticamente con un sì registrato, che poi viene modificato, e capite che questo crea problemi spesso anche a queste persone magari anziane o fragili. Infatti non si riesce a acchiapparli. Comunque, allora, intanto sono molto, molto contento, anche perché più volte mi è capitato, uno cerca di essere utile con questo lavoro, no? E più volte ho promesso, senza mai riuscire a mantenere, di parlare di queste problematiche. Proprio è caduto a fagiolo l'onorevole Dara, perché sicuramente ci dà una bella notizia. Poi più avanti seguiremo il più possibile e cercheremo anche di riportare i risultati, magari anche di dare i consigli giusti agli utenti. Allora, intanto ringrazio ancora Andrea Dara e a risentirci a presto, onorevole Dara. Grazie a voi e buon lavoro e buona giornata. Allora, la sigla di chiusura. Qui Togliamo Parlamento. No, perché non c'è il microfono, me ne dimentico sempre. Andiamo allora, prima di passare a Segui la Lega, un altro intervallo musicale, e poi volevo anche darvi degli aggiornamenti, ovviamente, su delle notizie, gli aggiornamenti che arrivano dalle notizie, e anche dal mio sito preferito, che è Dagospia. Allora, eccolo lì, Mariella Boschi, che non mi veniva prima lo stato delle cosce. Trump più maschere, la tecno-distopia. La cerimonia di insediamento di Trump assume la sembianza del funerale della democrazia in America, sancito da una scelta democratica. Il professore di sociologia all'Università di Montpellier, Vincenzo Susca: Washington oggi sembra Gotham City. È distopico il mondo delle armi, dei muri, della xenofobia, del razzismo, dell'omofobia di MAGA.
come distopiche sono le reti digitali nel solco di X, fitte di fake news, trolls, intox, shitstorm, di fake hater ordito dalla tecnologia nera di Trump e Musk. Quindi siamo proprio nel catastrofico. Persino Marte e lo spazio sono passaggi da sfruttare nell'ambito del sempre più palpabile catastrofe del pianeta Terra. Il sogno americano è nudo, siamo giunti al passaggio definitivo della politica spettacolo, la politicizzazione dello spettacolo, uno spettacolo in cui non c'è niente da ridere. Sala Schlein che scazzo sul terzo mandato. Il sindaco di Milano, ho scritto dallo spia io, relata refero, spezza una lancia a favore di De Luca, battaglia sacrosanta, mi devono spiegare come mai siamo l'unico paese europeo in cui c'è questo limite. La reazione negativa di Elli che ha fatto recapitare Sala, che non ha mai avuto la tessera del PD, la sua irritazione. Quello del terzo mandato al Nazareno è un nodo politico chiave. C'erano circa 30-40 ragazzi intorno a Bonnie Blue che a turno facevano sesso con lei. Wow. La testimonianza di una delle Donna Sveva, si chiuda, tappi gli occhi, qui siamo c'è dentro le orecchie, gli occhi, tutto, si bendi gli occhi e si tappi le orecchie. Allora, la testimonianza di una delle 1000 persone che ha partecipato alla maratona sessuale della stellina di OnlyFans, Bonnie Blue, che si è portata a letto 1000 uomini in 12 ore. Che voia. Chi ha partecipato racconta: i volontari si mettevano in fila in boxer e indossavano un passamontagna per non farsi riconoscere. Mi sono ritrovato in una stanza piena di preservativi e fazzoletti. Detto così fa anche un po' schifo, scusate. Ma dai, è una cosa, vabbè, se no uno rischia di diventare bacchettone moralista. Ma il sesso è così bello, piacevole, farlo così con la macchinetta? No, dai, anche no. Vabbè, questo non spetta a me giudicare, infatti non voglio giudicare, ma così, insomma, un'osservazione che mi scappa alla mia età, può scappare. Allora, no, perché magari ci sono ascoltatori che hanno partecipato a questa orgia o avrebbero voluto partecipare, che mi scambiarono magari per un moralista bacchettone, cosa, figuratevi, ma proprio no. Allora, comunque sapevo che Dago Spia non delude mai. All'Inter non è più consentito lasciare punti per strada, se no Conte scappa. Cosa con la volgarità, eh? Paolo Condò, 17 gare alla fine per il Napoli, non è tutto, ultime 7. Sai chi è Umbro? Uno dei più grandi giocatori della storia, secondo me, Antonioni, che tutti pensano sia fiorentino, è Umbro Antonioni, non so se sia addirittura ternano. È stato un portiere, è un giocatore centrocampista, e ancora, adesso non gioca più perché ha i suoi anni, ma se non sbaglio, no, non è portiere, Antonioni, Giancarlo Antonioni. Ah, c'è una telefonata? Perfetto, poi vi dico cosa disse Bobby Robson prima dell'82. La parola chi ce l'ha? Pronto? Le colade. Allora, Bobby Robson prima la cosa di dov'è? Sì, vicino a Perugia. Allora, Bobby Robson, che era il CT della nazionale inglese, prima dei mondiali dell'82, un anno prima, disse, l'81 credo, disse: se mi date Zoff, Antonioni e Bettega vi vinco i mondiali. E insomma, l'ha azzeccata. Bettega non partecipò ai mondiali dell'82 perché si infortunò, una grave perdita, perché ahimè, gioca con la squadra dei malvagi, giocava con la squadra dei malvagi, però è stato un giocatore fantastico Bettega. Praticamente c'è voluto il grande, il cigno di Utrecht, Van Basten, per vedere all'opera un attaccante ancora più intelligente di quanto non lo fosse Roberto Bettega. Allora, 14:18, facciamo un intervallo musicale e poi riprenderemo con Segui la Lega.
I remember you. You're the one who made my dreams come true a few kisses ago. I remember you. You're the one who said I love you too. Didn't you know? I remember too a distant bell and stars that fell like the rain out of the blue. When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of them all, then I will tell them I remember you. I remember too a distant bell and stars that fell like the rain out of the blue. When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of them all, then I will tell them I remember. Tell them I remember. Tell them I remember you. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. In diretta. Allora, dobbiamo andare verso il Segui la Lega. Linee sempre aperte 0292 947222. Interrompete pure. 340 670 9659 670 9659 340 il prefisso. Questo è il numero per il servizio WhatsApp. Intanto speriamo, intanto qualcosa stanno cercando di fare. Lo sapete che mi ero preso questo impegno, che poi ho sempre disatteso con voi ascoltatori, perché quello dei call center, quello delle telefonate che ti perseguitano, io ho perso, per fortuna no, non più, ma ho perso un paio di interviste, perché l'intervistato, vedendo il telefono sconosciuto, pensava fosse qualcuno che gli rompeva le scatole. Infatti, ma è successo un po' di anni fa, è successo ancora con Radio Padania, però è da un bel po' di anni che si avvicendano sempre queste rotture, queste seccature, queste scocciature, e tante volte addirittura c'è anche l'inganno. E infatti
da quando è accaduto avviso sempre: guardate che vedrete uno 02, non vogliono vendervi assicurazioni, sono i nostri tecnici che vi chiamano e vi mandano poi in diretta. E quindi diciamo questo proprio è un mantra che uso ogni volta che concordo una telefonata. Poi naturalmente chi viene intervistato più volte lo sa già, e quindi non c'è questo problema. Questo di fatto che è successo sul serio non me lo sono inventato. Così come è vero, se voi dite: ma lei come fa ad avere il mio numero? Quando vi chiamano buttano subito giù, però ripeto, si tratta di avere la prontezza di spirito che non sempre uno ha. Allora, io sto tenendo sulle spine i nostri tecnici perché aspettano che io chiami il Segui la Lega. Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marciana, sempre al loro fianco per la nostra sicurezza. Difendiamo le nostre forze dell'ordine, difendiamo chi difende gli italiani. Sabato 25 gennaio, domenica 26 gennaio, raccolta firme a sostegno delle forze dell'ordine e delle proposte della Lega nel DDL sicurezza. Firma anche tu ai gazebo e anche qui su Lega Online. Quindi se non siete d'accordo con il linciaggio che stanno subendo chiamano linciaggio, vengono pestati, picchiati, sono scene, cioè, chiunque venga picchiato, ma ormai queste persone vengono picchiate solo perché sono poliziotti, è indecente quello che sta succedendo. E quindi sabato 25 e domenica 26 ci sono i gazebo della Lega, ci sono gli esponenti della Lega che vi spiegheranno anche i contenuti del decreto sicurezza, ma potete firmare anche a sostegno dei poliziotti, anche qui delle forze dell'ordine, poliziotti, carabinieri, potete firmare anche qui su Lega Online. Potete anche iscrivervi qui sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. È molto facile, molto semplice, si versano 10 euro. Lo si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno la necessità che siate iscritti a PayPal. Poi il codice fiscale e gli altri dati richiesti, e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale. Ma se di mezzo ci sono Poste Italiane, io raccomando ampi, profondi e calorosi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti e a tutti i sessi previsti, anche quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera Lega Salvini Premier. C'è una telefonata, pronto? Buonasera signor Pellegrini, Lisetta. Buonasera. Allora, io volevo parlare sulle regioni e il terzo mandato di queste benedette regioni, che secondo me, signor Pellegrini, la Meloni è chiamata per la prima volta, dico io, ad affrontare, come si può dire, una questione che può aprire una falla nella sua coalizione. Non so se lei è d'accordo con me. Vedremo se saprà esercitare la sua leadership, chiamiamola così in inglese, conquistata sul campo, e trovare una soluzione, sempre secondo me, al problema che non lasci dietro di sé i dissapori e ruggini destinati a logorare comunque l'alleanza. Tutto qua, io la saluto, buona giornata. È un bel banco, sono d'accordo con te. Campo, e trovare una soluzione. Allora chiudiamo la telefonata, sono d'accordo, sarà un bel banco di prova. Io non ho parlato del terzo mandato perché mi trovo in difficoltà, una specie di aporia etico-politica. Aporia. Da una parte, ovviamente Zaia poi l'ho conosciuto anche di persona nel 99, quindi figuratevi la stima che tutti hanno di Zaia, anche non ha nemici praticamente. A me personalmente, lo so che molti di voi non saranno d'accordo e avete ragione voi, ma io però sarà per colpa di Crozza, ma ho una simpatia sconfinata per Vincenzo De Luca, personaggio assoluto, e non sono l'unico che sostiene che se De Luca fosse segretario del PD, la Giorgia Meloni alle prossime elezioni vedrebbe i sorci verdi. E quindi sto parlando di due persone, una proprio in chiave
personale perché lo conosco personalmente, in chiave di bravura, in chiave di posizione politica, insomma tutte le chiavi che volete, assolutamente Luca Zaia, siamo dalla parte di Luca Zaia, ma addirittura ho simpatia. Però l'altro punto è che grazie anche a queste trasmissioni che mi hanno portato a magari ad aggiornarmi, a informarmi, a riempire alcune lacune. Il sistema democratico degli Stati Uniti, il sistema politico di controllo democratico funziona ancora dopo più di 200 anni perché è fatto di pesi e contrappesi. Un presidente non può avere più di 2 mandati da 4 anni l'uno. C'è un cambio ogni 3 anni si vota il Parlamento, si cambiano i senatori, ci sono i giudici, c'è il sistema federale anche soprattutto, no? Quindi l'idea di un sindaco o di un presidente di regione che possano stare ad libitum, non lo so, non mi convince, e al riguardo vorrei sentire magari qualche esponente libertario del mondo libertario per sentire un po' le posizioni. E quindi sono proprio in conflitto con me stesso. Invece non sono in conflitto con nessuno, anzi il 2 per 1000, il tuo sostegno che vale il 2 per 1000 sono soldi che lo Stato vorrebbe tenere, e invece noi possiamo dargli l'indicazione che ce li ha già e vorrebbe tenersi, e noi possiamo indicargli dove spendere quei soldi. È una scelta di autodeterminazione civica. Questo è un redazionale della Lega e quindi con cuor leggero e contento vi indichiamo il 2 per 1000, il D43 nella tua dichiarazione dei redditi, scrivi D43, non ti costa nulla. D di Domodossola, 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto. Le uscite degli esponenti della Lega, le apparizioni degli eroi della Lega, i suoi politici, abbiamo questa sera alle 20:30 il presidente dei parlamentari a Montecitorio Riccardo Molinari a 4 di sera. Alle 23:30 Quarta Repubblica con Simonetta Matone, alle 23:30 Rete 4 ovviamente. Domani nel cuore della notte, per chi vi parla, ora antelucana, alle 9 del mattino Anna Cisint, Mattino 5, Canale 5, e poi sempre domani alle 9:30 Start Sky TG24 con Stefano Candiani, il vice ministro delle infrastrutture Edoardo Rixi mercoledì alle 10:15 All News TGcom 24. 14:31, sforato di un minuto, pausa, tra poco parleremo della pace tra Israele e Hamas con Francesca Musacchi. Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Allora, buongiorno care amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. Allora, voglio darvi 2 consigli, a parte che dopo tanti e tanti anni sapete bene che per noi Natale è un momento importante perché c'è l'olio nuovo, c'è la raccolta delle olive e c'è il Natale. Quindi sapete che noi facciamo delle confezioni natalizie straordinarie, uniche, che non si trovano nei negozi, nelle botteghe. Cioè non è quella confezione che tu paghi a Natale 40 euro, a Santo Stefano te la regalano se compri le mutandine, no. Noi facciamo delle confezioni uniche con il nostro olio, i nostri prodotti genuini, straordinari, a un prezzo, abbiamo fatto un sacco di confezioni per accontentare tutti, però sono a numero chiuso. Se volete informazioni chiamate 030 68 40 408, oppure potete visitare il sito olioacerbis.com e ordinare anche da lì. Confezioni natalizie Acerbis, qualità, genuinità e amore per la terra. Chiamate o visitate il sito olioacerbis.com.
Eccoci, 14:37, i Kiss in omaggio al loro chitarrista che oggi compie gli anni, quindi per i genetriaci. E allora andiamo a capire se allora la notizia di per sé, ve l'ho detto, è buona, però bisogna stare forse attenti a non illudersi. Ve l'ho detto, per quanto io sia burbero, mi sono commosso a vedere le foto dei primi ostaggi, queste ragazze che tornano ai loro cari, quindi eh, come si fa a non essere felici e quindi a non sperare che le cose vadano ancora meglio? Però è anche giusto dare le notizie in modo completo per capire cosa può andare e cosa non può andare con questa che è una tregua, forse più che una pace vera e propria. Lo potete leggere di ciò anche su offcs.report, il giornale online diretto da Francesca Musacchio, che scrive anche sul Tempo. Francesca, l'abbiamo al telefono, bentornata, grazie per essere qui con noi, Francesca. Grazie a voi, bentrovati, buon pomeriggio a tutti. Allora, Francesca, non sto giocando, non sto recitando, io mi sono commosso sul serio perché ho detto anche con gli ascoltatori, mi vergogno un po' con me stesso perché non sono mai riuscito, quando mi sono soffermato a pensare cosa potevano provare gli ostaggi, non ce l'ho fatta, ho detto, mi è venuto in mente Nietzsche, mi è venuto in mente l'abisso, ho preferito non sporgermi. Adesso vedere queste, cioè è una cosa, anche se ho la mia età e sono burbero e grasso, però mi sono commosso, è stato è una cosa che ti fa venire veramente in mente le idee, le cose più belle in testa. Però dobbiamo appunto, tu nel vostro articolo, nel tuo articolo sul tuo giornale, metti tutti i pro e i contro che ci sono. Cosa dobbiamo aspettarci da questa tregua tra Hamas e Israele? A te la parola, direttore. Ma allora guarda, è indubbiamente una tregua molto fragile, non lo dico solo io, lo dicono tutti gli osservatori, e adesso bisognerà capire se l'insediamento di Trump, che avverrà praticamente fra meno di 4 ore, credo alle 6 ore italiana, se Trump riuscirà a mantenere la tregua e a farla diventare, come dire, una pace perenne e soprattutto una stabilizzazione di quell'area che ovviamente sono decenni che manca. Quindi al momento i segnali non sono positivissimi perché comunque Hamas che chi insomma gestiva il gruppo terroristico, perché di questo si tratta, che gestiva Gaza, sicuramente ha subito una grandissima sconfitta, sicuramente è indebolito, sicuramente ha difficoltà, come dire, ad avere relazioni con l'Iran, che poi sostanzialmente è chi lo ha rifornito di armi. Dopo la caduta di Assad si sono interrotti alcuni canali, diciamo, di comunicazione, di passaggio di armi verso il Libano e verso Gaza. Detto questo, Hamas purtroppo ancora esiste e lo vediamo nelle immagini che stanno arrivando in questi giorni da Gaza, dove in realtà i miliziani si riconoscono perché sono bendati con passamontagna, hanno diciamo quei simboli di riconoscimento verdi sui vestiti, esistono. E c'è anche un leader che è il fratello di Sinwar che ha preso di fatto le redini del movimento terroristico. Quindi tutto questo per dire cosa? Che la possibilità che l'autorità palestinese possa arrivare a gestire Gaza, quindi estromettendo di fatto Hamas, in questo momento sono un po' ridotte. Ovviamente c'è il lavoro, diciamo, della diplomazia degli Stati Uniti e quindi diciamo speriamo che riescano a creare le condizioni affinché Hamas venga estromesso totalmente dalla gestione di Gaza e che la gestione di Gaza sia affidata a un'autorità palestinese che però diventi credibile e autorevole, perché l'attuale autorità palestinese non è né credibile né autorevole, perché anche
l'ANP ha i suoi pesanti scheletri nell'armadio, quindi servirebbe anche lì un cambio, per certi aspetti, un po' come è accaduto in Libano con l'elezione di questo nuovo presidente di Annun, che intanto non è un cristiano maronita, di fatto forse riuscirà a mantenere una Hezbollah profondamente indebolita fuori, diciamo, dal governo, ma questo non vuol dire che poi nelle enclavi del Libano Hezbollah, però, come dire, già mantenerla fuori dal governo potrebbe essere un grande risultato. Questa stessa cosa dovrebbe accadere, diciamo, in Cisgiordania e a Gaza, in modo da agevolare una gestione che non passi per le mani dei terroristi, ed è questo il grande nodo adesso. Quindi dobbiamo vedere quali saranno i prossimi passi dell'amministrazione Trump, come si relazionerà con il Medio Oriente, quali sono gli interessi che porterà avanti. Sicuramente quelle della pace, degli accordi di Abramo con l'Arabia Saudita, ma anche lì, come dire, ci sono delle versioni che comunque raccontano di un'Arabia Saudita che non può, diciamo, riaprire, anche se formalmente, anche se ufficiosamente non si sono mai chiuse le trattative per gli accordi di Abramo, che non potrebbe, per, diciamo, non andare contro l'opinione pubblica, accettare di aprire delle relazioni diplomatiche e commerciali con Israele senza almeno un embrione di Stato palestinese. Questo è il grande punto su cui pare si stia lavorando oggi. Quindi, come vedi, è complicato dire adesso se questa tregua reggerà e come. Poi ovviamente c'è anche il problema politico interno di Israele, con le dimissioni dei ministri, la maggioranza di Netanyahu che rischia di cadere. Insomma, è complicato, sicuramente complicato. Sì, infatti te lo stavo per chiedere, la destra israeliana che non è assolutamente, che non concorda, ma poi anche lo stesso Netanyahu che aveva detto che comunque tutto sarebbe cessato solamente con la scomparsa di Hamas, e anche questa specie di prolungamento, no? Il fatto che ci vogliono 40, si parli di 42 giorni per i primi 33 ostaggi, cioè 42 giorni vuol dire che ogni giorno rischiare che tutto crolli. Certo. Ecco, non era, è chiaro che se si è arrivati a questo era il massimo che si poteva ottenere. Quali sono diciamo, gli anticorpi che si possono adottare perché tutto non venga fatto invano, secondo te? C'è una diplomazia internazionale, perché questa guerra sicuramente, non so a questo punto, al di là dei soliti fabbricanti d'armi, non so a chi possa convenire il procrastinarsi di questa guerra dal punto di vista politico e non solo. Almeno, non vorrei essere troppo ingenuo, perché magari qualcuno conviene, per carità. Sicuramente agli estremisti da una parte e dall'altra conviene. Sì, è Ecco, solo quello prego. a cui conviene. Sì, sono gli estremisti da una parte e dall'altra, di questo ne abbiamo parlato anche da te molte volte. La guerra a Gaza, come l'instabilità, diciamo, di quell'area, e quindi in realtà l'esistenza stessa del conflitto palestinese, non è altro che l'espressione del peso degli estremisti di entrambe le parti, perché ce lo siamo detto un sacco di volte, le persone normali, le persone che io, insomma, fatico anche un po' a chiamare moderate, sono persone normali, non capisco perché, comunque le persone normali, mettiamola così, hanno trovato e trovano un equilibrio quotidianamente all'interno di Israele, all'interno della Cisgiordania. Quello che destabilizza, ciò che destabilizza sempre in continuazione sono gli estremismi di tutte e due le parti, che hanno portato a questa guerra. Ovviamente in questa guerra c'è il grande, come dire,
burattinaio che è l'Iran, ma perché ha trovato terreno fertile in un movimento terroristico come è Hamas, che tra l'altro ha compiuto un peccato originale per cui il mondo sunnita, arabo-sunnita, è profondamente, chiamiamola così, disturbato da questo, perché Hamas è sunnita, ha fatto un accordo con l'Iran sciita. Questo è il peccato originale di Hamas, e se non fosse per la devastazione che ha colpito la popolazione di Gaza, i palestinesi, se fosse solo per Hamas, io credo che nessuno avrebbe mosso un dito per il cessate il fuoco. Il cessate il fuoco è ovviamente, giustamente, un cessate il fuoco che deve tutelare la popolazione, che non c'entra niente con questa roba qui. Però i grandi attori in questo momento, ripeto, anche l'Arabia Saudita stessa non ha, e questo Bin Salman lo ha lasciato trapelare nei mesi scorsi in alcune dichiarazioni in qualche modo sfuggite di mano, confermate, non confermate, in un incontro con l'attuale segretario di Stato americano uscente, avrebbe detto: ma a me tutto sommato dei palestinesi non interessa nulla, io mando gli aiuti per quello che posso, perché devo rendere conto a un'opinione pubblica interna composta prevalentemente da giovani che ovviamente dal racconto di questa guerra è particolarmente colpito. Questo vuol dire che il mondo sunnita in realtà nei confronti di Hamas non vede di buon occhio Hamas, ok? E quindi chi potrà lavorare, quale sarà, diciamo, l'elemento che potrà lavorare a tutela dei palestinesi, secondo me sono i palestinesi stessi, che dovrebbero, come dire, in un momento di orgoglio liberarsi di Hamas per avere loro stessi una dignità di vita, la possibilità di creare uno Stato indipendente, di vivere in pace. Cioè il primo movimento dovrebbe arrivare dai palestinesi stessi, che sono stati costretti a vivere sotto il bombardamento per oltre un anno a causa di decisioni prese da Hamas, a meno che i palestinesi tutti non siano come Hamas. Spero di no, insomma. Quindi il primo attore in campo sono loro, perché tra l'altro, e aggiungo di più, hanno il supporto della comunità internazionale, quindi potrebbero agire in questo senso. Vedremo se lo faranno. E volevo chiederti, la figura ormai mi sembra sia fuori dai giochi, ma l'ho sentito, qualcuno aveva tirato in ballo Abu Mazen sui giornali, mi è capitato di... Come si dice, Roma è cotto totalmente, non ha... Allora, Abu Mazen attualmente, diciamo, è un referente così soltanto a livello, come possiamo dire, istituzionale, mediatico, ma di fatto l'autorità palestinese non è riconosciuta, gli stessi palestinesi non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania non sono estremamente, diciamo, affini a questa. Quindi dubito fortemente che Abu Mazen potrà avere un ruolo, anzi probabilmente se si facesse da parte potrebbe dare spazio a un nuovo leader che, ne sai, hai visto mai, illuminato, propenso a, diciamo, creare una leadership che possa governare sia Gaza che la Cisgiordania in un'ottica però di pace, non di guerra, in un'ottica in cui, se c'è da creare uno Stato palestinese, vengano poi messe le basi, le fondamenta per la creazione di uno Stato palestinese. In tutti questi decenni alla Cisgiordania e a Gaza sono arrivati fiumi e fiumi di denaro. Che fine hanno fatto? Sono stati come dire, intercettati, mettiamola così, dalle autorità, usiamo questo termine generico, che ne hanno fatto un uso distorto, non hanno creato sviluppo, economia e benessere per la popolazione, me li hanno presi, hanno eventualmente
comprato armi, hanno creato bunker, tutti quei bunker che Hamas ha creato sotto Gaza. Da qualche parte i soldi sono arrivati e probabilmente sono anche soldi che arrivavano dai finanziamenti per, come dire, lo sviluppo di Gaza, ok? E invece sono stati intercettati dai terroristi per fare altro. Quindi ecco perché dicevo prima che probabilmente i palestinesi di Gaza e della Cisgiordania dovrebbero finalmente prendere in mano il loro destino e cacciare, mandare via Hamas fisicamente. Qualcuno Francesca, dice sì. Scusa, un'ultima. No, beh, concludi pure. Poi volevo No, chiederti. dicevo che qualcuno dice che in ogni famiglia di palestinesi a Gaza c'è, non dico un membro di Hamas, ma un affiliato, un legame, un cugino, un contatto con Hamas. Ecco. E allora volevo andare a concludere. È chiaro, se Abu Mazen era, abbiamo capito, e magari sapevamo già, voluto giusto per avere una conferma, ma non c'era neanche bisogno. Invece, chi si insedia oggi, tu hai citato Donald Trump, che ormai lo scrivono, anche i suoi detrattori dicono che tutto sommato Trump ragiona come un imprenditore, un uomo d'affari, per cui la guerra non è un vantaggio. E quindi vorrebbe sia mettere la parola fine a quello che succede in Ucraina, ma anche sulla striscia di Gaza. Qualcuno ha detto anche che è stato Trump a minacciare Netanyahu di togliergli i soldi per le armi, insomma, o rifornimenti per le armi. Ecco, lui può essere quello che tutti ormai per tutti è il puzzone, può essere quello che invece le cui idee, perché Biden mi sembra sia stato un soggetto assolutamente passivo e non ha lavorato di sicuro per la pace. Trump potrebbe portare con sé anche questo tipo di conseguenze positive? Ma guarda, lo dicevi, Trump ragiona come un imprenditore, quindi sia la guerra in Ucraina che la guerra a Gaza sono dispendiosissime per gli americani perché riforniscono di armi sia gli uni che gli altri, ok? Quindi sono dispendiosissime come guerre, come attività. Quindi da questo punto di vista, giustamente, poi con quale ritorno bisogna vedere. Quindi ovviamente un imprenditore ragiona da imprenditore e dice vabbè, ma questa roba qui costa tantissimo, io perché qual è il ritorno che potrò avere? Per quello che riguarda il Medio Oriente, lui nel suo primo mandato ha avviato gli accordi di Abramo e quindi la normalizzazione dei rapporti tra Israele e alcuni stati arabi. Questo rende più stabile tutta l'area in chiave anti-Iran, ovviamente, perché non perdiamo di vista il focus di questa cosa, è l'Iran. E io credo che Trump potrebbe concentrarsi moltissimo sull'Iran, anche qui in chiave nucleare, per mettere all'angolo ancora di più l'Iran. Quindi anche l'operazione che è stata fatta in Siria e quindi la caduta di Assad ha questo tipo di situazione di sfondo. Lì il problema è che poi forse siamo corsi dalla padella alla brace, ma questo è un altro discorso. E invece per quello che riguarda l'Ucraina e il Medio Oriente, Trump ha sicuramente intenzione di chiudere, perché per l'America è stato un salasso. Sul Medio Oriente sì, è probabile che si dice che abbia fatto pressioni importanti su Netanyahu dicendo guarda, io non ti do più neanche un proiettile, e quindi ma nello stesso tempo qualcos'altro ci deve essere, nel senso che non può essere stato solo questo, ci deve essere qualcos'altro. Di che genere? Lo scopriremo probabilmente, ma qualcos'altro, cioè qualcosa in cambio deve essere arrivato, e questo qualcosa in cambio, io penso, questo è il mio pensiero, che per quello che riguarda Israele è una postura americana maggiormente anti-Iran, ecco.
mettiamola lì, perché questo è quello che interessa Israele, è quello che interessa anche gli Stati Uniti, quindi probabilmente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi vedremo qualcosa che ha a che fare con questa cosa qui. Certo. Siamo arrivati davvero al termine. Io ricordo OCS.report, potete leggere continuamente gli articoli. Il direttore Francesca Musacchio, la leggiamo anche sul Tempo, l'abbiamo avuta ai nostri microfoni, la ringraziamo ancora e a risentirci a presto, naturalmente. Grazie a voi, buon pomeriggio, buona continuazione. E andiamo questa tossetta che fa diventare matti i nostri tecnici. Allora, siamo verso la fine, vediamo un po' aggiornamenti. Eccolo qua, il puzzone. Trump, ondata di cambiamento in USA. Inizia una nuova era. E credo che avrete modo di seguire con Antonino Danna questa sera dopo le 18, quindi sempre sul pezzo Radio Libertà. I paperoni sempre più ricchi, accelera il gap con i poveri. Questo era dall'ANSA. Le vertigini, i tremori, lo stop di 11 minuti, Sinnar, qualcosina c'è, sto combattendo. Batteruna ai quarti trova De Minaur. Report shock sulla chiesa in Alto Adige, 59 minori abusati. Il caso numero 15, un prete pedofilo celebrò i funerali della sua vittima. Trump giura alle 18, Biden concede la grazia a Fauci, Meloni alla messa prima della cerimonia di insediamento. E allora vediamo, questa invece è Repubblica. La diretta, Trump oggi in insediamento, firmerò decreti storici e la rivoluzione del buonsenso. 14:59. Allora, c'è il tempo per chiudere, c'è il tempo per ringraziare Donna Sveva e Lorenzo il Magnifico, straordinariamente sulla di comando e regia tecnica, e grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Miau. Avete ascoltato Oltre la pagina.